Ha avuto un importante successo il convegno che si è svolto il giorno 27 a Canicattì in ricordo dell'ingegnere Iannicelli, libero professionista che si è distinto non solo per l'attività professionale svolta con estrema competenza, ma anche per l'impegno politico profuso nell'interesse della città. Il convegno è stato organizzato dal comune di Canicattì con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti di Agrigento e è stato curato da un gruppo di professionisti che operano nell'Interland della città. Il consigliere Di Marco ha portato il saluto del presidente Achille Furioso, di tutto il consiglio dell'Ordine degli Ingegneri. Il presidente Furioso ha avuto anche il piacere di apprezzare personalmente le doti umane e professionali dell'ingegnere Iannicelli e non ha potuto presenziare all'evento in quanto impegnato con il convegno sulla prevenzione del rischio idrogeologico insieme alla consulta degli ingegneri. Molti ordini delle professioni tecniche, ANCI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Società Maccaferri, hanno portato il loro pregevole contributo. Il professore Alfonso Iacono, già filosofo di storia e di filosofia dell'Università di Pisa, sul tratto umano dell'ingegnere Iannicelli si sono intrattenuti la nipote, dottoressa Cinzia Pomo, e gli amici Giovanni Greco e Nardino Di Stefano. Gli intervenuti al convegno sono stati numerosi e hanno gremito l'aula dedicata all'ingegnere Iannicelli, seguendo con molto interesse e attenzione lo svolgimento dei lavori. Il gruppo di lavoro che ha curato l'iniziativa intende ripeterla in futuro, alternando figure professionali che nel tempo si sono impegnate per lo sviluppo culturale, sociale e economico della città. Gli organizzatori hanno ringraziato quanti hanno collaborato, contribuendo al successo del convegno e in particolare la stampa che ha seguito con molta attenzione l'iniziativa, informando l'opinione pubblica con molta professionalità.